Allora, ragazzi, andiamo a spacchettare il Club Selection SSC Napoli. Ne possiamo prendere solo tre. Rispetto a io speravo onestamente di poterli prendere tutti, ma non è possibile. Ne potremo prendere solo tre e ci sono. Abbiamo Osimhen, Lozano, Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Kim, Anghissa e Kvaratskhelia. Allora, io onestamente, diciamo, io quello che preferirei uscisse ovviamente Kvara, mi serve mente Kvara. E Kvara e Osimhen sarebbero il top. Anche se onestamente vi dico la verità, Kim potenziato, una versione speciale di Kim mi servirebbe perché in difesa ho comunque qualche piccolo problema. Quindi sarebbe comunque il caso che mi uscisse, cioè sarei molto felice che mi uscisse in modo che da poter sistemare un po' la difesa. E vi dico la verità, anche Lobotka non sarebbe male. Comunque sì, Kvara primo, Osimhen secondo, sono d'accordo anche con Peppe in chat, e Kim terzo, esatto. Esatto, questo sarebbe il top del top del top. E detto questo, andiamo a vedere chi ci esce e vediamo che cosa succede. Andiamo col primo. C'ho un po' d'ansia io perché cioè, quando stanno sti fatti c'ho comunque l'ansia. Andiamo, primo giocatore, vai, vediamo. Attenzione. Vediamo. Campione italiano, va, chissà. 5 stelle? Meret, lo sapevo. Meret. Mi è uscito Meret, raga. Per carità, avere il portiere forte fa sempre bene, però porco dio, Meret. Vabbè, ragazzi, Meret. Primo giocatore, Meret. E va bene così. Va bene, dai, va bene. Va bene, Meret. Andiamo col secondo. Vediamo se riusciamo ad essere un po' più fortunati rispetto alla prima volta. Non che Meret non mi piace, Meret mi piace tanto. Però va bene. Andiamo. Seconda pescata nel Club Selection Napoli. Vediamo che cosa succede. Ovviamente campionato italiano. 5 stelle, attenzione. Kim. Il 1 l'abbiamo beccato. 1 l'abbiamo beccato, ragazzi. Ci sta. Mi serviva, era uno dei miei tre preferiti e quindi l'abbiamo preso e sono estremamente felice. Eccolo qua. Il grande. Il grande. Adesso chi vorrei? Come terzo? A parte che comunque Kim... una bella bestia, dopo lo potenziamo pure magari. Chi vorrei di più tra Kvara e Osimhen? Raga, vi devo dire la verità, io ormai io sono totalmente innamorato di Kvaratskhelia, quindi se esce lui non posso essere super felice. Quindi sì, Kvara tutta la vita vorrei. Non uscirà mai, lo so, non uscirà mai. Però non fa niente, noi adesso ci proviamo. Pronti? Andiamo. Eccolo. Vediamo. Proprio lui. Porco dio, proprio lui. È uscito, io non ci credo, è uscito, non ci credo. Eccolo là, il fenomeno. Eccolo là. Grande. Sono felicissimo, ho beccati 2 su 3, soprattutto ho beccato Kvara, cioè sono proprio strafelice. T'apposta io. Bene così, avanti Napoli!